Frigerio. Io ho seguito per la divisione leasing del gruppo Unicredit, ero nel team che ha fatto l'asset quality review con l'EBA. Quindi per quanto riguarda il discorso dell'oggettività, vi posso assicurare che l'impostazione dell'EBA è impressionantemente... Quindi recentissimamente l'hai fatto. Sì, quindi. sì, adesso. Sì. È impressionantemente basata su numeri. Cioè, la prima parte dell'asset quality review hanno richiesto il loan tape. Il loan tape praticamente è lo scarico dell'intero database dei debitori di tutto il gruppo, con tutta una serie di informazioni collaterali legate ai bilanci degli ultimi 2 anni, alla classificazione negli ultimi 2 anni, alle informazioni sui pagamenti avvenuti negli ultimi 2 anni, nonché ad una serie di altre informazioni più o meno legate a incroci possibili all'interno delle classificazioni di gruppo. Dopodiché la Banca Centrale con Banca d'Italia hanno fatto dei portafogli puramente da un punto di vista statistico, senza nessuna applicazione di discrezionalità. All'interno di questi portafogli poi sono state identificate tutta una serie di controparti su cui è stato fatto la seconda parte della QR, che era il credit file review. Il credit file review nella logica italiana assomiglia molto a mi siedo e parlo con Banca d'Italia di questo cliente. Invece nella logica dell'EBA ci hanno mandato un foglio Excel e ci hanno detto compilate questo foglio Excel con l'EBITDA, con tutta una serie di parametri di bilancio del cliente. Sì. In funzione di questi hanno detto questo gruppo di clienti secondo noi non è classificato bene, questo gruppo di clienti secondo noi non ha abbastanza accantonamenti, e quindi solo su quello poi si è andato proprio nel dettaglio. Ma il tema del risultato dell'asset quality review è un tema statistico. No, io ti ringrazio per l'intervento, perché poi era la curiosità che fondamentalmente avevo, ma Quindi, che è quello che quindi fondamentalmente potrà avere degli impatti pesantissimi per quanto riguarda un gruppo come Unicredit, ma vale per Intesa, vale per Montepaschi, vale per Banco Popolare Italiano, vale per UBI, cioè sono i 5 che sono soggetti al controllo EBA, no? Sì, quindi, in totale in Italia sono in 15. Quindi sono 15 banche, ok. 15 banche. Il tema comunque è che poi questo approccio prettamente matematico si scontra con una realtà italiana che è molto giuridica. Per esempio, uno dei punti del position paper fatto con Assilea è sul fatto che adesso l'EBA vuole sapere i forborn. I forborn sono le concessioni. Noi possiamo avere 2 tipi di concessioni in sintesi estrema: concessioni in bonis e concessioni in past due. Le concessioni in bonis assomigliano molto alle nostre moratorie, ma qui si alza tutto un tema legato al fatto che le nostre moratorie sono richieste dal legislatore e concesse al cliente, che è leggermente diverso da una richiesta in bonis di un cliente di una concessione di una dilazione. Quindi qui si apre tutto il tema delle dilazioni. Cioè di quelle per esempio era quello del tipo... la moratoria ABI. Esatto. Okay. Ma non solo, le moratorie dell'alluvione, Vicenza. Certo. Quindi tutta una serie di problematiche. Terremoto in Emilia, qui viene in mente, certo. Banca d'Italia, sempre in modo più o meno delicato, si può dire che è andata un po' lunga, per esempio dicendo che i forborn non performing nella traduzione diventano i crediti ristrutturati. Questa assimilazione è pericolosissima perché EBA fa tutta una procedura del passaggio del forborn non performing a bonis, che richiede 2 anni, tutta una serie di caratteristiche nel non performing, e poi altri 2 anni come forborn bonis prima di tornare bonis a tutti gli effetti. Questa cosa, chiaramente queste classificazioni aprono un puntone di domanda su: ma se io ho dei forborn bonis, quindi in questo momento io sto applicando quella che allora era la generica, che adesso è un accrocchio simile di un fondo su bonis, quei bonis non sono così bonis. E allora c'è un tema di accantonamenti che si sta aprendo, oltre a un impatto... Ma siete ancora in sede di
di negoziazione? La risposta di Assilea è proprio volta a una serie di punti di criticità che con l'associazione abbiamo... Della QR non è una cosa che i risultati verranno fuori, mi pare cos'è, il 17 ottobre, cioè quindi stiamo parlando di una corsa contro il tempo. Sì, però la QR avrà un risultato e invece l'applicazione finale della direttiva della EBA sarà... Banca d'Italia ha già detto che insomma facciamolo posticipare almeno chiudendo il bilancio 2014, perché uno dei punti di domanda era dover esprimere anche in bilancio tutta una serie di tabelle che identificano tutte queste nuove classificazioni. Da un punto di vista informatico cambia la metodologia anche solo banalmente del calcolo dei giorni di default per i past due, cambiando completamente gli algoritmi. L'altra domanda posta con Assilea è: ma se lo dobbiamo fare retroattivo significa che dobbiamo calcolare il past due degli ultimi 2 anni, cioè il nostro sistema informativo in Unicredit non ha abbastanza informazioni e quindi c'è tutta una serie di problemi. Direi che hai un intervento che ha dato uno spaccato preoccupante in qualche misura? Io prima non... Lo dico, preoccupante? Sì, non mi farebbe dormire. È preoccupante. Cioè, non mi farebbe dormire, insomma, lo dico sinceramente. L'ho un po' sorvolato, ma il problema c'è. Infatti per questo dicevo, poi nel documento siamo andati anche molto nello specifico, quindi chiedendo poi espressamente a Banca d'Italia di fornire questi chiarimenti, perché comunque il problema dei quelli chiamati appunto rischedulati è differente rispetto a quello che avviene in Francia, quindi per noi pone veramente un problema non secondario, quindi insomma vediamo. Noi abbiamo chiesto con impatti non indifferenti per quanto riguarda la redditività, quanto riguarda la riformulazione di accantonamenti, assolutamente, di accantonamenti, proprio in un momento di vista di quindi, concorrenza. e laddove, poi magari con ricapitalizzazioni. Oggi l'ho affrontato in via molto così durante la prima esposizione, ma il tema della provvista BCE è una cosa assurda. Cioè, noi ci troviamo in questo momento in una situazione in cui un intermediario finanziario vigilato appartenente a un gruppo bancario, anzi in questo caso gli impieghi, leasing, factoring, credito al consumo, di un intermediario finanziario vigilato da un gruppo bancario, non concorre ai fini del plafond per ottenere la provvista BCE, perché non è una banca. Però quando gli si chiede di rileva ai fini, diciamo, degli ABS, però ai fini della provvista è fuori. Quindi questo diventa un elemento naturalmente... Ma quindi la richiesta che avete fatto è quella di poter invece... sarebbe quello di poter attingere direttamente come... Quest'estate, l'altro è quantomeno prima delle ferie, alcuni certo. colleghi lo sanno, e noi eravamo in Banca d'Italia cercando di farli smuovere, perché poi hanno detto ma perché non diventate banca? Perché questa è stata la risposta. La risposta. Cioè, voi mi state chiedendo, adesso ti scateno tanto, ma che ore sono? Sì, assolutamente, No, siamo però, quasi alla fine e tra l'altro non abbiamo parlato di recupero. La Banca d'Italia emana un documento in consultazione sulle nuove istruzioni di vigilanza per i nuovi 106 e poi dall'altra mi vai a prevedere, di fatto a recepire una norma che non mi consente poi di accedere alla provvista agevolata quando deve andare all'economia reale. Chi più del leasing, adesso parliamoci, abbiamo una penetrazione al 75% nei confronti dei PMI, in questo caso naturalmente sono danneggiato, perché poi la capogruppo quei soldi li utilizzerà per altre forme tecniche. Vai a vedere, ci sono le succursali di banche estere che loro in qualche modo hanno capito come operare, sono succursali di banche estere, hanno una serie di agevolazioni in termini di adempimenti anche nei confronti della Banca d'Italia, di agevolazioni segnaletiche, e i loro impieghi concorrono. In più questo. In Francia si trovano adesso in una situazione simile, in questo caso i francesi l'hanno capito dopo, ma sono stati molto bravi anche a muoversi a livello internazionale. Loro solamente da alcuni mesi hanno le finanziarie, gli intermediari finanziari, così come la Spagna, e quindi con noi stanno portando avanti questa battaglia con la BCE. Con la BCE, certo. Adesso
noi abbiamo una esperienza, perché un anno e mezzo fa, anzi adesso è passato un po' più di un anno e mezzo, la Banca d'Inghilterra aveva introdotto un meccanismo molto simile a quello della provvista agevolata BCE, proprio rivolta all'economia reale. Che cosa aveva fatto? Riguardava le banche. Guarda caso che sono tornati indietro dopo un annetto, perché? Perché innanzitutto non c'era stato l'effetto sperato, ma avevano tenuto fuori gli intermediari finanziari appartenenti a banche che facevano leasing e factoring. Gliel'abbiamo detto, però dobbiamo aspettare un anno, forse un anno non basta. Certo. Vedremo. Domande dal pubblico? Ce n'è. Allora, no, domanda laggiù? No. Colomba, giusto? Avvocato Vittorio lì. Giusti? Una domanda? No. Tutto. Questo punto, il microfono lì è giusto. Ma confermo veramente in pieno l'esperienza del collega, l'approccio nostro più di carattere appunto giuridico, interpretativo, no, lì è una questione di numeri, di tabelle da riempire, di informazioni da reperire, perché non so voi, ma noi abbiamo avuto notevoli problemi anche a reperire delle informazioni di carattere qualitativo relative alle caratteristiche degli immobili concessi in leasing. Talvolta vi erano delle informazioni di richiesta di informazioni che vi era difficoltà a reperire anche dalle perizie che avevamo, quindi veramente è stato un bello sforzo. Ok. Il Unicredit, il iniziale è stato completamente sostituito, perché prima c'erano più analisti e invece poi dopo erano più informatici e statistici. Certo, anche da noi. Per forza, però. Colomba. E poi ci siamo, giusto? No, uno spunto, visto che prima si parlava del valore del 700 e della sua residualità come strumento cautelare, è verissimo, ma attenzione, c'è in effetti della giurisprudenza contraddittoria, ma c'è giurisprudenza che ritiene inammissibile il 700 in tema di cancellazione delle centrali rischi, perché la comunicazione dei dati alla centrale rischi è considerato trattamento di dati personali e il trattamento dei dati personali prevede uno strumento cautelare tipico che è quello previsto dal decreto legislativo 150 del 2011. E quindi siamo tornati ai giuristi. No, lo dicevo perché siamo tornati ai giuristi e credo che ci sia un'attenzione tra te e... No, lo segnalavo solo per... Vuoi dire qualche cosa, naturalmente? No, ma ho detto che c'è giurisprudenza contraddittoria. No, ma non è. Marco, te lo segnalavo perché hai detto che ti stavi approcciando a fare un 700. C'è giurisprudenza contraddittoria. Ci sono alcune per sentenze solito, che... quindi dipende da quale giudice finisci. No? Però lo strumento tipico c'è. Il problema vero è questo. Quindi fondamentalmente ti può andare bene anche se hai torto, voglio dire, perché capiti a quello che non capisce. No, però rischi che te lo diano inammissibile, c'è quel problema lì. Okay. E poi vai da un altro poi, perché ho capito che più o meno è tentare la lotteria. Giusti ancora un attimino. No, volevo solo un attimo, volevo dire una cosa brevissima. 700 o ricorso al garante, guardate che è molto più semplice se dall'altra parte c'è una banca, un intermediario finanziario, non so in questo caso chi sia, rettificare segnalazione, non so, di fronte a una situazione evidente dove io faccio anche semplicemente la classica, scusatemi, tra avvocati, faccio la classica diffida e argomento quali sono le situazioni, cioè la banca a questo punto sarebbe suicida a mantenere una segnalazione di sofferenza di fronte a quella situazione kafkiana che dicevamo prima, per cui io almeno il tentativo, adesso non insegno nulla a Marco, anzi Marco insegna a me, però quello che voglio dire è che c'è sempre questo strumento, non è che una volta che la banca ha messo sofferenza lì deve rimanere per tutta la vita, perché io ho sentito anche questo in alcuni istituti che mi dicevano no, ma abbiamo messo sofferenza, ormai è morto, prima o poi morirà, ma però quello è un giudizio morale. Questo può risuscitare, quindi lo puoi togliere dalla sofferenza, serve lo stesso processo che è servito a metterlo.
un processo valutativo che ritiene che, e qui rispondo a quella famosa discorso del piano di rientro, serve un analogo processo valutativo che dice non è più in quella situazione che mi ha portato a classificare la sofferenza, perché sono intervenuti dei fatti che fanno sì che io adesso possa ritenere che questo soggetto è in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni che ha contratto. Stop, e lo tolgo. Giusti. All'ultima bozza di istruzioni di vigilanza, no? È piuttosto interessante anche la modifica del parametro relativo all'incaglio oggettivo, perché insomma, per quanto per l'idea che mi sono fatto io, diciamo, è un ulteriore elemento quantomeno di leggera accelerazione del processo di classificazione incaglio oggettivo. Certo. Il fatto di mettere nel numeratore soprattutto per quelle posizioni, quei clienti che hanno un unico rapporto. Il fatto Chiaro, certo. l'insoluto da più di 270 giorni, meno male c'è il salvagente che la posizione deve essere classificata a credito deteriorato, però insomma, sì, è un ulteriore voglio dire un minimo accelerazione. di garanzia, esattamente. Avvocato Recchi, e poi io se siamo d'accordo, Mariano, il tuo, se non susciti nuovi vespai e roba del genere, con te terminiamo, andiamo all'aperitivo e poi a chi viene. Non è mia intenzione creare. Io mi rifacevo semplicemente a quest'ordinanza del Tribunale di Milano, della sezione feriale peraltro, in cui il giudice ordina, con quest'ordinanza qui la trovate a pagina, vabbè. È quella del documento di... Nel procedimento cautelare iscritto al numero di rilevato che la società ricorrente agisce in via cautelare per ottenere provvedimento di urgenza che ordina al resistente di provvedere alla cancellazione della segnalazione del proprio nominativo nella categoria di rischio sofferenza, è finita. La condanna, e quindi voglio dire, sicuramente ci sarà qualche giudice che lo può dichiarare inammissibile, però c'è anche qualche giudice che l'ha dichiarato ammissibile e l'ha messo. Perfetto. Vabbè, con questa nota di speranza, no? Voglio dire, nota di speranza, io vi ringrazio tutte le persone che qui alla tavola o alla linea retta qui sopra, e a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci. Una buona serata e credo lascio la parola a Mariano per... Grazie. Io vi ringrazio, è dura questa... Perfetto come ora, no? Sì, siamo perfetti, è sempre un po' duro arrivare sino in fondo, però vedo che l'ultima tavola rotonda è sempre la più vivace e questo credo sia merito del comitato scientifico che sa bene come mettere i vari interventi. Voglio dire che oggi sono state tutte molto interessanti, molto... dall'usura al discorso del... Io ringrazio, a me mi hanno interessato molto, devo essere sincero. Quindi... Spero che sia interessato a tutti quanti, ma io vi invito anche a fare le vostre proposte. Io vorrei che questo convegno, sì, lo organizziamo noi, ma insomma Delta è centrato abbastanza in maniera molto discreta. Io voglio che sia il convegno delle società di leasing. Con Assilea mi ha anche molto agevolato, devo dire, ma non voglio che sia il convegno di Delta, io voglio che sia il convegno del leasing. Lo organizziamo noi, ma è solamente se vuole farlo qualcun altro si accomodi, però l'importante è che Delta o non Delta, un convegno leasing ogni anno ci sia.